Mantova Chamber Music Festival, Trame Sonore a Palazzo, un progetto di divulgazione musicale, un progetto di sperimentazione divulgativa, direi, finalizzato ad avvicinare una fascia ampissima di pubblico del turismo culturale, potenzialmente molto interessato alla musica d'arte, alla musica colta, ma che non è così abituato a frequentare le sale da concerto. La modalità del Mantova Chamber Music Festival è una modalità innovativa in tutte le sue sfaccettature, innovativa per le durate. I concerti sono brevi e si svolgono dalla mattina alla sera, ma invadono tutti i luoghi della città. E innovative per le modalità di offerta. I musicisti non indossano, almeno in questi giorni, non indossano il frac, non indossano papillon, non fanno inchini particolari, ma semplicemente stanno con il pubblico in queste sale di piccole dimensioni, dove c'è la possibilità di ricreare esattamente il contesto, il clima di un salotto ottocentesco, settecentesco, dove si realizzava la musica da camera. Lo slogan di questo festival è stato e sarà: vieni a sentire il suono di Mantova, perché che Mantova fosse una città d'arte straordinaria ormai è ben conosciuto e assodato, ma che Mantova sia una città con un suono di bellezza strepitosa, inimmaginabile, è ancora una cosa che noi vogliamo divulgare e ne vogliamo fare un punto di forza anche per il rilancio internazionale delle nostre bellezze. Ci siamo inventati, come solito di segni d'infanzia, una serie di proposte un po' particolari. La prima è un percorso come all'inseguimento del pifferaio magico all'interno delle sale di Palazzo Ducale, che si anima di concerti che a volte non sono adatti alla tenuta dell'attenzione dei bambini, ma volevamo sfruttare la possibilità di far loro ascoltare questi suoni, che sappiamo bene essere un momento importante per la formazione anche delle loro competenze di ascolto musicale, del loro orecchio musicale, trasformandoli in maniera ludica. Quindi li abbiamo fatti arrampicare su per le scale del palazzo alla ricerca dei suoni che stanno animando il Palazzo Ducale. Ci piace esserci perché ancora una volta Segni d'infanzia si fa portatore di una qualità della proposta artistica che attraversa tutti i linguaggi e soprattutto con quella che è la caratteristica di Mantova di essere un luogo d'arte imprescindibile.